Buongiorno TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, un buon inizio di settimana. Tanta la carne al fuoco oggi, poi avremo come sempre alle 12:30 l'appuntamento con il governatore Zaia, che senz'altro andrà a toccare la spinosa questione del blocco, della riapertura degli impianti sciistici che interessa proprio anche la nostra regione, tutto bloccato fino al prossimo 5 marzo, poi insomma senz'altro poi sentiremo anche gli aggiornamenti da parte del governatore Zaia, ne parleremo anche nel corso del nostro telegiornale con collegamenti e aggiornamenti. Oggi è anche il giorno in cui sono partite le vaccinazioni per i nati nel 1941, quindi in Veneto, gli ottantenni chiamati a rapporto per venire vaccinati. Allora andiamo subito in collegamento Skype con la nostra Gabriella Basso da Vicenza. Gabriella, anche a Vicenza è partita proprio la vaccinazione per i nati nel 1941, ottantenni a rapporto. Sì, esatto, ottantenni a rapporto, e il centro per quanto riguarda Vicenza definito proprio per queste vaccinazioni è la fiera, proprio i suoi spazi e le possibilità appunto di accesso e uscite differenziate. Tieni presente che comunque poi rimane anche centro tamponi quello della fiera. Sono 30.000 la carica di ottantenni e ultra ottantenni che dovranno essere vaccinati. Si parte, come dicevi tu, del 1941 per poi progressivamente arrivare anche a quelli fino insomma ultra ottantenni effettivamente. E questa mattina le prime vaccinazioni alla presenza ovviamente delle nostre telecamere, non solo ma anche delle autorità cittadine, perché è un momento importante e quella comincia, se vogliamo definire così, una sorta di vaccinazione appunto di massa, cioè non legata solo al personale medico-sanitario e alle case di riposo. Un passo in avanti e si comincia quindi probabilmente a avere una vaccinazione sistematica delle persone. Ecco, si sono registrati assembramenti nella giornata in mattinata oggi per quanto riguarda proprio la presenza massiccia degli anziani. Guarda, in realtà poi sono tutti stati scaglionati e comunque hanno una lettera di invito a presentarsi, quindi è tutto organizzato, nessun tipo di assembramento. Poi oggi possiamo definire così tra virgolette il V-Day per gli ottantenni, quindi è fatto tutto in maniera molto precisa e corretta. Bisognerà vedere poi nei prossimi giorni se qualcuno malinterpreta magari la chiamata alla vaccinazione. Poi tra l'altro non ci sarà solo questo centro per quanto riguarda l'USL-8, non è che dovranno tutti venire in fiera, ma nell'ambito del territoriale di competenze dell'USL-8 sono state individuate altri centri di vaccinazione per gli ottantenni e quindi ci sarà la possibilità di trattare in altre zone del territorio. Questo è importantissimo proprio anche per evitare eventuali assembramenti. Certo, certo. E oltre a questo, Gabriella, c'è anche parecchia cronaca oggi da Vicenza. Allora, partiamo intanto da una città che ieri, la giornata di ieri, ovviamente in Vicenza, nella zona poi di Verona, Campomasso, sono zone abbastanza critiche per quanto riguarda la microcriminalità e lo spaccio, ma in questo caso si tratta di un danese, l'ennesimo, che non ha rispettato l'allontanamento dal territorio, è stato segnalato da alcuni cittadini perché particolarmente molesto. All'arrivo delle volanti era senza mascherina, completamente ubriaco, e quindi è stato sanzionato per questo, sanzionato per ubriachezza molesta e sanzionato poi per anche il fatto che non aveva la mascherina. Ma altra cosa importante invece sono state due interventi della polizia stradale di Vicenza, uno è avvenuto al casello di Due Ville e un altro altezza A31, quindi siamo su quel tratto dell'autostrada, e un altro a Vicenza Est. Due situazioni diverse ma due situazioni irregolari. Una, quella del casello di Due Ville, ho fermato un camion che conteneva all'interno un furgone grande, e conteneva marmitte catalitiche, conteneva materiale da discarto, cioè materiale che doveva essere ovviamente stoccato in maniera corretta per poi portato, invece era alla rinfusa adesso questo furgone senza sapere neanche se sarebbe stato portato. L'altra situazione invece è successa, appunto ti dicevo, al casello di Vicenza Est. È stato fermato un nigeriano che trasportava ben 400 kg di carne ovina e bovina senza le opportune misure per trasportare carne macellata, e che era destinata ad alcuni amici cinesi nel bresciano.
ovviamente è stato sanzionato con una multa di 7.000 euro, quindi abbastanza pesante, e è sequestrata la merce che chiaramente era stata conservata in maniera non consona. Bene, grazie allora alla nostra Gabriella Basso, poi ovviamente tutti gli aggiornamenti e le notizie e i servizi si potranno seguire nel telegiornale di questa sera, TG Vicenza alle 19:15. Intanto grazie e buon lavoro Gabriella, buona continuazione. Buon lavoro a voi e buona giornata. Grazie. E adesso ci spostiamo invece a Padova, perché però anche la nostra Valentina Visentini si è trovata nei padiglioni della Fiera Padova, dove si stanno svolgendo le vaccinazioni. Allora vediamo con Valentina come sta andando. Valentina. Sì, buongiorno Vanessa, buongiorno dal padiglione 6 della Fiera di Padova, qui il grande centro vaccinale dell'USL 6 Euganea. Sono partite alle ore 8 di questa mattina le vaccinazioni di massa degli ottantenni, quindi classe 1941, lo vedete alle mie spalle, ci sono gli ambulatori, ci sono la sala di attesa, questi sono gli anziani che stanno per entrare a fare il vaccino. Qui si somministra il vaccino Pfizer, ci ha spiegato il direttore generale Scibetta. Tutto si sta svolgendo in maniera regolare, diciamo che c'è stato un po' di assembramento questa mattina perché molti anziani sono arrivati con largo anticipo, quasi emozionati perché impazienti di ricevere il vaccino. Infatti l'appello che fanno dall'USL 6 è quello di rispettare l'orario che è scritto nella convocazione, basta arrivare anche 5 minuti prima, 10 minuti prima, per evitare proprio che ci siano assembramenti. Dicevamo, questi sono gli ambulatori, qui ce ne sono 16, ma al momento sono 8 operativi, mentre lì in fondo, se riusciamo ad inquadrare, c'è la sala di monitoraggio dove sostano gli anziani che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino e che dovranno essere controllati e monitorati per 15 minuti. Operativi qui la Croce Rossa che sta diciamo insieme alla Protezione Civile aiutando gli anziani a raggiungere le varie postazioni, ci sono medici, infermieri e insomma la macchina organizzativa, ci hanno detto anche gli stessi anziani, sta andando molto bene. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie anche alla nostra Valentina Visentini che ci ha dato questo spaccato. Siamo riusciti insomma a capire un po' in vari punti della regione, in varie città della nostra regione, come si sta svolgendo questa prima fase, questo primo giorno, come l'ha definito anche Gabriella, il D-Day della vaccinazione per i nati nel 1941. E allora continuiamo a parlare di anziani perché c'è stato un grido d'allarme che arriva soprattutto dalle case di riposo del Trevigiano. Il problema dell'emergenza infermieri è un problema che a nostro avviso oggi è forse ben peggiore del Covid. Carenza di infermieri. Roberto Volpe, il presidente dell'URIPA, l'Unione Regionale degli Istituti per Anziani, lancia un allarme che le istituzioni sembrano non voler cogliere. 32.500 i posti letto nelle case di riposo del Veneto, 3.500 gli infermieri che servirebbero. Oggi a noi mancano più di 1.500 infermieri. Questo cosa comporta? Un primo aspetto che è quello che probabilmente le strutture per anziani oggi non potranno più accogliere gli ospiti che accoglievano prima. Nella Marca Trevigiana, a fronte di 5.653 posti letto, servirebbero 560 infermieri, ne mancano a oggi tra i 150 e i 180. Gli istituti, dice Volpe, saranno costretti a ridurre il servizio erogato. Sul mercato non ci sono infermieri in Italia e neppure all'estero come era un tempo. Le università non ne formano abbastanza, malgrado la richiesta di accesso ai corsi sia alta. Fondamentale aumentare l'accesso universitario. Nell'immediato utile potrebbe essere il via libera agli OS specializzati. Una sorta di vecchio, quello che era una volta l'infermiere generico, ovvero un operatore un po' più formato che possa aiutare l'infermiere. Non dico che rischiamo di chiudere le strutture per anziani, però lo dico, sì. Perché l'infermiere oggi è la figura cardine nelle nostre strutture. Che i giovani infermieri lasciano le RSA per gli ospedali continua, non è una questione di maggiori compensi. Il fascino dell'ospedale è quello che li ha attratti nel momento in cui si sono iscritti. Cioè, ci sono platee il cui valore è superiore al valore economico e questo è l'ospedale. Un problema che viene da lontano e destinato a peggiorare in futuro. È proprio un problema di domanda e di offerta. E dobbiamo chiederci anche perché anche
in questo ultimo anno, pur sapendo, non si è fatto niente. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. Focus TG, siamo nuovamente in diretta, in apertura appunto parlavo della decisione presa dal ministro Speranza di far slittare la riapertura degli impianti di discesa al prossimo 5 marzo, una decisione che ha lasciato decisamente senza parole gli addetti ai lavori, chi vive e ama la montagna. E allora abbiamo in collegamento proprio il sindaco di Gallio, nonché presidente dell'Unione Montana Aspettabile Reggenza dei 7 comuni, Emanuele Munari. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Intanto è una notizia che ha destabilizzato un po' chi vive in montagna, chi lavora in montagna, chi sta cercando di rilanciare la montagna. Si è continuato a spostare questa data di inizio di apertura degli impianti, adesso si arriva alla data del 5 marzo. Questo significa un'importante perdita per l'economia della montagna. Assolutamente sì. Quello che più ci rattrista è, come sempre, che in questa Italia le cose si sanno alla mezzanotte del giorno prima. Qui a qualcuno sfugge una cosa molto importante, una regola molto importante che fa parte dell'essere imprenditori nel nostro Veneto e in questo caso nella nostra montagna vicentina o veneta. Ebbene, il 15 ormai era una data che tutti quanti avevamo metabolizzato, c'erano grandi aspettative e grandi attese e chiaramente gli imprenditori del settore si erano premuniti proprio per garantire questa apertura con assunzioni dell'ultimo giorno, con acquisti proprio atti a garantire la massima qualità del servizio dei nostri servizi turistici legati alla neve, legati alla ricettività alberghiera, legata anche ai ristoranti. E quello che più ci rattrista è proprio questo, perché un'ulteriore beffa anche economica, doppiamente economica, perché qualcuno ha investito ulteriori soldi in questo, ha messo sacrifici, si è esposto con la faccia di imprenditore per assumere delle persone e fare degli acquisti. E non è possibile più tollerare che a mezzanotte del giorno prima si venga a sapere di questo diniego. Questo è inaccettabile, fa parte veramente di un mancato rispetto verso l'essere umano e verso l'imprenditoria di montagna in questo caso. È questo che ci rattrista. Piuttosto diteci una settimana prima, sì. La direzione è questa, il pensiero è questo, e allora ce ne facciamo tutti una ragione, nessuno investe ulteriori soldi che sono in perdita secca e ognuno sta a casa sua. Ma non possiamo in qualche modo creare delle aspettative e poi tradire e uccidere i nostri imprenditori. Non è corretto, non è corretto. Tra l'altro si parla proprio a livello nazionale, andiamo a livello nazionale, poi sappiamo benissimo il nostro Veneto con tutto quanto quello che è l'altopiano, quanto è in sofferenza la parte montana del nostro Veneto, l'altopiano e bellunese si trovano in fortissima sofferenza. Tra l'altro si parla proprio di perdite concrete che sono altissime. E adesso la speranza qual è? La speranza è quella che almeno ci arrivi un minimo di ristoro. È che anche su questo punto di vista c'è parecchio scetticismo da parte degli addetti ai lavori. Sì, ieri girava una battuta, no? Lasciate ogni speranza voi che entrate, no? Sì. Per richiamare chiaramente con la speranza, ovviamente è un gioco di parole, lasciate ogni speranza voi che entrate in questo momento. Purtroppo sì, le perdite sono ingenti dal punto di vista anche, se volete, oltre che economico, chiaramente anche di immagine, ma di immagine un po' della nostra Italia. E ripeto, le incongruenze sulle aperture sì, aperture no, chi potesse rimanere aperto, chi no, gli orari, le abbiamo sempre accettate e digerite. Il fatto è che con il Comitato Tecnico Scientifico si era stabilito proprio una capienza dal 30 al 50% dei fruitori di un impianto data la loro capacità oraria, quindi veramente andare a sciare da oggi, da domani in poi
sarebbe stato come andare a sciare sul velluto, perché chiaramente con la capienza ridotta del 50% il distanziamento sociale, il distanziamento come richiesto dalle norme anti-Covid sarebbe stato un effetto naturale, garantito se vogliamo, molto più garantito rispetto ad altre situazioni che invece ancora oggi vediamo susseguirsi in ambiti, diciamo, cittadini, piuttosto che i centri commerciali, piuttosto che. Quindi veramente sciare su seggiovie aperte, su seggiovie appunto che garantiscono il distanziamento sociale, uno sport fra virgolette individuale, noi non vediamo veramente il senso di questo. Poi io ascolto sempre con molta attenzione il professor Ricciardi o tutti i professori dello staff, diciamo, del CTS. Chiaramente loro ragionano solo in ottica preventiva e in ottica della tutela della sanità pubblica, sulla quale anche noi siamo d'accordo, Certo. ovviamente, però in questo caso veramente lo sci da fondo è aperto, bene, ma lo sci da discesa è la stessa cosa, sono sport individuali, sono sport che addirittura, appunto, ripeto, sulla seggiovia garantirebbero il distanziamento sociale, e quindi facciamo fatica oggi veramente anche a caldo a digerire questa cosa, facciamo fatica perché, ecco, pregustavamo anche uno sfogo in più per tutti i turisti di prossimità che ieri, oggi, domani, dopodomani, nei prossimi weekend assaliranno, appunto, uso questa parola, assaliranno il nostro altopiano, quindi sarebbe stata una possibilità in più proprio per permettere un'ulteriore qualità di distanziamento sociale. Garantire le piste aperte voleva dire scaricare sulle stesse piste una parte di quei turisti di prossimità, di giornata e di pendolari che appunto avrebbero potuto in qualche modo, ecco, sollevare un po' anche i sindaci e la polizia locale da un compito molto duro e oneroso, che è quello di far rispettare da parte di tutti le norme anti-Covid. Ecco, anche perché poi succede, adesso vediamo assieme questo video, siamo sempre a Gallio, vediamo se la regia riesce, lei riesce a vederlo, eccolo qua. Lo vediamo assieme, siamo sempre a Gallio. Questa è un'ambulanza che doveva raggiungere ieri una persona che è rimasta ferita e è rimasta praticamente bloccata. Se non ci fosse stato il soccorso alpino, che è intervenuto anche con le motoslitte e quant'altro, che ha raggiunto il rifugio per poi recuperare il ferito, se non ci fosse stato il soccorso alpino, questa persona sarebbe rimasta per un sacco di tempo in mezzo alla neve. Voglio dire, da una parte c'è questa limitazione, questa chiusura totale alla discesa, dall'altra però la gente in maniera indiscriminata, approfittando anche della giornata di sole, c'è via libera e succedono queste cose, creando non pochi disagi. Quindi ci sono le due facce della medaglia che sì, fanno riflettere parecchio. Assolutamente sì, ecco, questo fatto qui è un fatto di ieri, ma già nei precedenti weekend si era verificato addirittura un fatto molto grave. L'ambulanza non passando è stato necessario dover chiamare l'elicottero, che grazie a Dio in quella giornata con condizioni meteo favorevoli è potuto partire ed atterrare appunto sull'altopiano per poter prestare soccorso ad una persona. Questi sono fatti veramente incresciosi che si verificano purtroppo ultimamente molto spesso, quindi un appello che facciamo è anche quello di dover rispettare comunque un minimo di regole. Non possiamo permetterci parcheggi selvaggi come stiamo vedendo in questi giorni, perché, ripeto, la sicurezza viene prima di tutto, ma oltre alla sicurezza c'è un codice civile, un codice stradale che va rispettato. Bene. Se in un determinato punto non ci sono posti per mettere la macchina, si deve scegliere un altro posto, si gira la macchina e si va da un'altra parte. Io ieri ho passato un'ora e mezza per fotografare e fare delle multe appunto a delle persone che lasciavano la macchina su carreggiate di viabilità ordinaria, dove c'era chiaramente esposto il divieto di accesso, di sosta su ambo i lati, proprio perché grazie alle copiose nevicate automaticamente anche il limite delle carreggiate sono destinate leggermente a stringersi. Quindi non dobbiamo essere egoisti: quando ho parcheggiato io sono tutti a posto e degli altri non me ne frega un corno. No, noi dobbiamo sempre preservare la viabilità ordinaria, perché sono le vie d'accesso uniche per tutti noi, per tutti noi in caso di emergenza. Quindi un appello a tutti i fruitori, a tutti i turisti di prossimità, che quando salgono sul nostro altopiano rispettate per cortesia le arterie principali e quelle di alta montagna, perché sono già strette per la neve. Non parcheggiate in maniera selvaggia e pensate sempre che lì
dobbiamo sempre garantire il passaggio di un mezzo di soccorso. Perfetto. E non possiamo permetterci di vedere quello che abbiamo visto nei weekend trascorsi. Certo, bene, quindi un forte appello che viene lanciato proprio dal sindaco Di Gallio. Grazie sindaco per essere stato in nostra compagnia, e noi ci separiamo per qualche istante, abbiamo un break. Manuele? In diretta, intanto vedo che la sede regionale della Protezione Civile è già allestita. Stiamo aspettando, vedete, i microfoni già pronti perché è 12:30, quindi tra pochissimo è previsto l'arrivo del governatore Zaia e sentiremo quali sono gli aggiornamenti. Si tornerà, anzi parlerà senz'altro anche della questione di cui ci siamo occupati prima della pausa proprio con il presidente dell'Unione Montana Aspettabile Reggenza dei 7 comuni, Emanuele Munari, che ha un po' illustrato la difficilissima questione economica dopo la chiusura fino al 5 marzo degli impianti di discesa, quindi senz'altro sentiremo gli aggiornamenti direttamente con il governatore Zaia. Adesso invece ci occupiamo del fondo indennizzo dei risparmiatori che sono stati truffati dalle banche popolari. Ci sono delle novità e c'è ancora tempo per presentare domanda. Sentiamo. SOS Fondo Indennizzo. Sono 10.000 le domande di accesso che rischiano di essere respinte per mancanza di integrazione da parte dei risparmiatori. In Veneto sarebbero 6.000 le richieste che rischiano di essere cestinate. A lanciare l'allarme Patrizio Miatello dell'associazione Ezzelino Terzo da Onara. Attenzione a tutti i 144.000 risparmiatori che hanno inviato la domanda di accesso al fondo indennizzo coi conti dormienti scaduta il 18 giugno 2020, stanno arrivando e sono già arrivate le richieste di integrazione documenti da parte della segreteria tecnica della Consap. La Consap sta controllando le 144.000 domande ricevute. A oggi ha verificato tutte le 65.000 arrivate nel 2019. Per le 10.000 per cui è necessaria un'integrazione, i risparmiatori interessati sono stati avvertiti via email. Entro 60 giorni devono integrare la domanda per accedere ai fondi, altrimenti l'iter viene bloccato e la domanda respinta. La segreteria tecnica della Consap però ha messo in atto il preavviso di rigetto che consente altri 14 giorni per la risposta. Attenzione che dopo questi 14 giorni c'è il rigetto della domanda. Facciamo un appello anche a quei risparmiatori che per problemi di decesso del papà, dei genitori, che hanno problemi o avevano problemi per la successione, basta andare in comune e fare l'atto di notorietà di successione che costa 0 e si può succedere alla domanda di indennizzo al fondo. Mi raccomando, a presto. Adesso torniamo in montagna, lasciamo l'altopiano, andiamo invece sul Monte Grappa e parliamo di telefonia mobile. Nessuno spreco di denaro pubblico, ma il massimo impegno per riuscire a risolvere tutta la questione e farle diventare operative già dall'estate. Nessuno spreco di denaro pubblico e allacciamenti alla linea elettrica entro la prossima estate. Così la presidentessa dell'Unione Montana del Grappa, Annalisa Rampin, dopo le pressanti richieste di informazioni sullo stato di cose dei siti della telefonia mobile sul Grappa. Se ne parla da tempo, in più occasioni abbiamo fatto il punto sui lavori iniziati nel settembre 2018 con l'unico obiettivo di far sì che anche sul nostro Monte Grappa ci sia totale copertura telefonica, soprattutto per una questione di sicurezza, visto che ormai si sta aprendo la stagione e, Covid permettendo, gli amanti della montagna torneranno a frequentarlo. A oggi le 5 centraline non sono ancora attive, ma i lavori sono stati ultimati e collaudati a settembre 2020. Ora mancano solo gli allacciamenti Enel per 2 postazioni, 3 sono già allacciate. Proprio a questo ritardo si riferisce un nostro telespettatore che ci ha scritto per sapere come si sta muovendo l'Unione Montana competente. Io sono diventata presidente dell'Unione Montana solo ad ottobre e con me gli altri sindaci dell'Unione Montana fanno parte della giunta. Chiaramente da subito abbiamo preso in mano quest'opera
di cui chiaramente non rispondiamo rispetto a quello che è successo prima, ma vi diciamo quello che stiamo facendo da ottobre. I contatti con tutti quelli che saranno gli enti, i gestori poi delle antenne ci sono già e siamo ormai quasi alla firma dei contratti. Per quanto riguarda i collegamenti elettrici che devono essere attivati, non ci ha aiutato un inverno particolarmente nevoso come quello di quest'anno, però con Enel siamo già d'accordo su tutto. Un lavoro, ricordiamo noi, che si aggira sui 900.000 euro, di cui 400.000 finanziati dalla Regione Veneto, 500.000 da fondi dell'Unione Montana. Già dalla prossima estate quindi anche il massiccio sarà coperto e noi facciamo il classico nodo al fazzoletto e andremo a verificare che gli allacciamenti della telefonia mobile sul Grappa vengano ultimati tra pochi mesi. Insomma, intanto, aspettando il governatore Zaia, abbiamo una notizia di cronaca, perché ricorderete senz'altro che nel giorno proprio del funerale di Paolo Rossi i ladri hanno compiuto un furto all'interno della sua abitazione. Beh, adesso un ennesimo sfregio dopo appunto il furto nel giorno del funerale. Altri ricordi di Paolo Rossi che, lo ricordiamo, è morto il 9 dicembre scorso, sarebbero scomparsi dalla serie del Vicenza Calcio, la società che tesserò e in cui proprio esplose Pablito, e insomma pare che sia stata intanto presentata denuncia contro ignoti dall'amministratore straordinario della società, e quindi insomma un ennesimo sfregio a quella che è la memoria del grande bomber Paolo Rossi. Intanto è arrivato anche il governatore Zaia assieme all'assessora, vediamo, Lanzarin e a Flor. Buongiorno. Quindi insomma vi lascio adesso alla conferenza stampa. Do inizio col bollettino, poi vedete che oggi oltre all'assessore Lanzarin c'è il dottor Flor, quindi vi darà anche un aggiornamento rispetto ai vaccini, perché la situazione è in totale evoluzione. Tamponi molecolari sono 3.895.000, 4,38, e i tamponi rapidi sono 2.898.000, 6,59. I positivi sono 2,41 nelle ultime 24 ore. L'incidenza sugli 8.221 tamponi fatto è del 2,93%. Osservate che questo è un campione non rappresentativo, perché stiamo parlando della domenica. Numero dei positivi 321.716. Dal 21 febbraio ad oggi. Numero dei positivi oggi in Veneto sono 24.810. I ricoverati in ospedale sono 1.581. Così distribuiti: 148 in terapia intensiva. Considerate che i positivi in terapia intensiva oggi sono sotto i 100, quindi meno 3, e 1433, meno 5 in area non critica. Totale dei deceduti nelle 24 ore 11. Siamo a 9.509. I dimessi sono 15.298. Due considerazioni prima di passare la parola a voi per le domande e dopo al dottor Flor. Prima considerazione, vicenda piste da sci. Allora, che sia chiaro che il senso di responsabilità i veneti ce l'hanno fino al midollo spinale. Per noi viene prima di tutto la salute. Ve lo dice uno che ha fatto anche ordinanze impopolari per la tutela della salute. Però era raccapricciante e imbarazzante vedere un'ordinanza per la chiusura delle piste da sci emanata 4 ore prima della possibilità di aprire le piste da sci. Perché se volessimo proprio ragionare, non per assurdo, ma in maniera virtuale, voi sapete che noi abbiamo anche le piste illuminate, potremmo tranquillamente aver voluto, che so, fare un débloccage, per usare un termine di altri settori, o un'anteprima dell'apertura, che so, a mezzanotte 1 minuto nelle piste da sci illuminate che abbiamo. Potevamo farlo. Fermo restando che io in via prudenziale ho fatto un'ordinanza
che prevedeva l'apertura delle piste da sci dal giorno 17, proprio perché siccome siamo attenti al tema della salute, in comune accordo con gli operatori abbiamo deciso di saltare a pie pari il tema del carnevale. Questo è il grande senso di responsabilità che gli operatori in ogni istante della loro vita professionale hanno dimostrato. Devo anche dire che l'apertura delle piste da sci dal 17 o dal 15 è comunque un atto di impegno che io voglio riconoscere agli operatori diseconomico. Che non ci sia qualcuno che pensa che l'apertura il 17 o il 15 o qualche settimana dopo sia l'occasione per arraffare e guadagnare. Lo fanno semplicemente per dare anche un segnale, no? Questa ormai è una stagione persa, per loro sono una stagione e mezza, perché ricordo che abbiamo chiuso a marzo e da allora non si è più riaperto. Perché è imbarazzante? Perché questa è un'ordinanza che si poteva fare il giorno prima, 2 giorni prima, 3 giorni prima, 4 giorni prima, 5 giorni prima, una settimana prima, un mese prima. Cioè, capite che non sta in piedi sta storia delle 4 ore prima. E soprattutto non possiamo continuare a assistere, a mio avviso, a dibattiti, diciamo, a latere su provvedimenti che hanno un valore giuridico. E il lockdown, e le piste, e le varianti. Parliamo di varianti. Chi è venuto qua al tavolo annunciando che il 24 dicembre alle 11:59, c'è ancora un messaggio, sembra un assurdo, un minuto prima di Natale, della dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico che mi annunciava di aver scoperto le varianti inglese in Veneto, io sono venuto qua a dirvelo. Vi ricordate i commenti del mondo scientifico? Sembrava un alibi per giustificare la tragedia che abbiamo subito a dicembre. Oggi sei tutti che parla delle varianti, oggi se non parli di varianti sei out, non sei neanche alla moda. Allora scusate, la variante adesso è un pericolo, il 24 dicembre quando dicevamo noi non era una giustificazione per quello che è accaduto in Veneto? Adesso la variante è altamente contagiosa e manda in tilt i sistemi sanitari, quando dicevamo noi il 24 dicembre non era vero. Io sono venuto qui a parlarvi della variante il 26. 27? Il 27. Vi ho fatto passare Natale e Santo Stefano, poi ve l'ho detto. Sequenziata la notte di Natale. Quella notte trovarono 8 varianti nei tamponi, 5 nel database nazionale, quindi conosciute, 2 solo venete, ancora oggi non sappiamo che storia hanno queste 2 solo venete, e poi l'inglese su 3 pazienti, sì, non roba da poco. Oggi la variante inglese in Veneto pesa per il 17%, 18%. Vabbè, abbiamo capito che c'è questo, però io vorrei fare una domanda. Siccome abbiamo visto un sacco di dibattito, lockdown, e su, e so, tutte queste storie, posso chiedere, chi sta facendo queste dichiarazioni ha informazioni che noi non abbiamo? È legittimo chiedere questo. Guardate che io non faccio né il catastrofista né l'aperturista, mi conoscete. Abbiamo l'obbligo di guardare con obiettività. Però mi sono chiesto, tra me e me, no? Cioè, se tu sei uno scienziato e dici che bisogna fare il lockdown, alla fine cosa rischi? Se uno non lo fa e le robe vanno bene, nessuno si ricorda di te, pochi si ricorderanno che tu avevi detto, e comunque era un atteggiamento prudenziale. Se uno fa il lockdown e tutto va bene, tu puoi sempre dire io ho detto che bisogna fare il lockdown. Se uno non lo fa e va tutto a rotoli, tu comunque l'avevi detto. Quindi su 3 possibilità, una è un pareggio e 2 sono vittorie. Se poi non hai responsabilità giuridica nel dirlo, perché se lo dico io è una roba, perché qualcuno può dirmi firma, ma chiunque può dire fate un lockdown, cioè avremmo o no diritto di sapere? Guardate che io non sto facendo, come si può dire, non sto facendo la reprimenda a questa questione, Io ho massimo rispetto per la comunità scientifica, ma abbiamo o non abbiamo il diritto di sapere quali sono le basi scientifiche? Perché se la giustificazione è inglese, l'inglese noi ce l'avevamo il 24 dicembre
e ci hanno detto che esaltavamo sta storia dell'inglese che non c'entra nulla. Allora guardate, io dico solo questo, dico che i nostri operatori che hanno battuto le piste da sci coi gatti, hanno chiamato il personale e hanno assunto il personale stagionale, maestri da sci, operatori in generale, si sono adeguati alle linee guida, si riapriva al 30%. Io non sto facendo un discorso pro o contro, io faccio un discorso di giustizia. Penso agli operatori di rifugi che hanno i magazzini pieni di cibo, di derrate alimentari. Penso agli albergatori che hanno raccolto addirittura le prenotazioni di clienti, magari qualcuno è arrivato anche qualche giorno prima nell'attesa che si aprano le piste da sci, adesso dovrà fare le valigie e tornarsi a casa. Penso agli alberghi che hanno tenuto il riscaldamento acceso perché i muri non li riscaldi in una notte. Allora, io dico che non c'è solo una questione di ristori, qui devono pagare i danni. Cioè è fondamentale questo, che si riconosca il danno, perché sennò non sta in piedi il ragionamento. Cioè non è una sfida, ma è ovvio che hanno avuto dei danni. Oltre al danno Covid ne hanno avuto anche un danno di programmazione. Fra l'altro stiamo parlando di un settore che, avendo un po' questo atteggiamento altalenante, un po' nutrendo anche sempre la speranza di poter aprire, non ha mai ricorso in maniera importante alla cassa integrazione, perché tu il dipendente non è che puoi dire vai, non vai, 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 cioè tu devi avere il dipendente pronto per il gatto delle nevi, per l'impianto di risalita, quindi è stata adottata al minimo oltretutto la cassa integrazione. C'è una luce in fondo al tunnel, gira sta voce che sembra che il provvedimento venga accompagnato, sottolineo sembra, venga accompagnato da un provvedimento, si parla di 400 milioni. Io ho sentito dire degli impiantisti che hanno avuto rassicurazioni, non lo so. Io spero comunque che si riconosca la difficoltà di questo comparto. La montagna invernale è un servizio, noi abbiamo in corso i mondiali di sci, poi avremo le Olimpiadi e pensate che oggi pensare ai mondiali di sci, le frecce tricolori, il sole, la neve, ce n'è tanta fra l'altro, sembra anche quasi una beffa non aver tanta neve con tutto chiuso, e fuori dallo steccato c'è la fame. Sembra quasi la metropoli luccicante con le vie della moda e fuori sono le favelas. Cioè fuori c'è la montagna buia, in silenzio, che soffre. Non possiamo dimenticarci di questo. Per noi il turismo vale 18 miliardi di fatturato ed è un turismo che non è solo economia, è anche biglietto da visita internazionale, perché 66% dei nostri turisti sono stranieri. Quindi quando tu parli di turismo del Veneto, che siamo la prima comunità in Italia, parli di un turismo che è ambasciatore del Made in Italy, di tutti i valori che conosciamo. Poi la salute, come vi dicevo all'inizio, viene prima di tutto. Però una roba fatta 4 ore prima, cioè, o che ti è arrivata in un dispaccio che arriva un bombardamento, dice a tutti chiuditi in casa, ma non mi sembra che 4 ore prima sia giustificabile quello che è accaduto. E io sono molto preoccupato perché molte di queste aziende non riapriranno più. Sono preoccupato perché c'è un'economia che è la foresta che cresce di questa montagna invernale che non se ne parla mai. E sto parlando degli stagionali, sto parlando degli studenti che fanno i maestri di sci, dei padri di famiglia che fanno i maestri di sci, che fanno i camerieri, lavapiatti, le camere negli alberghi, altre attività. Insomma, c'è tutto un indotto che è fuori da ogni forma di ristoro. Come facciamo a intercettare uno stagionale con i ristori? Me volete spiegare? Quindi noi abbiamo l'obbligo morale di pensare a queste persone. Ripeto, poi nessuno ha la colpa del Covid. Se il Covid c'è e c'è necessità di fare programmazione, la si fa, ma bisogna farla rispettando i tempi canonici che sono quelli della programmazione di un'impresa. Cioè, io penso ai colleghi, ho sentito entrambi i colleghi del Piemonte, della Lombardia ieri sera, cioè ancora alle 7 del pomeriggio non sapevano se potevano aprire le piste da sci oppure no.
E comunque che tu apra il 15 come è accaduto per loro o il 17 come accade per noi, è inevitabile che anche i nostri siano pronti. Sono questioni di qualche giorno. Per quanto riguarda i vaccini, anzi te lo dico dopo passando la parola al dottor Floro, vi lascio spazio per le domande. Allora, Bonnet, Marchiori. Procedo. Buongiorno a tutti. Allora, Presidente, mi interessava il dato politico di questa vicenda, nel senso che è subito l'esordio, diciamo così, della complicata amalgama del nuovo governo, nel senso che la Lega esprime 2 ministri che sono stati subito molto critici e dal punto di vista politico, come adesso anche lei insomma, è stato molto critico, sì, mi interessava un suo commento su questo aspetto, insomma. Ma sai, allora il tema del cambio di passo ci vuole tutto fino in fondo. Diciamo che mi rendo conto che stiamo parlando di un governo che era in carica da quante ore? Da poche ore. Però è pur vero che a corollario di questo pasticcio ci sono anche dichiarazioni fiume per giorni di tecnici, CTS, consulenti del ministro che dicevano di chiudere, lockdown. Adesso io ho l'impressione, non vorrei che sia diventata una gara quella di rilanciare sempre più in alto, perché vedo un dibattito nel mondo scientifico che ormai sta anche polarizzando, no? Ci sono gli aperturisti e quelli chiusuristi, definiamoli così, lockdownisti. Ecco, di mezzo ci siamo noi cittadini che noi siamo stati educati che il medico, non siamo stati educati al fatto che un medico possa dirti una roba e uno un'altra. Noi siamo in mezzo a questo dibattito. Ripeto, però vedo sempre che le dichiarazioni più avventurose le fanno quelli che non devono firmare nessun provvedimento. E questo un po' mi lascia, cioè, avendo io l'obbligo di firmare dei provvedimenti, dico, se qualcuno passasse per strada e mi dice cosa bisogna fare, dico sempre, vi ricordate quando c'è stata l'alluvione? Ci fu una carica di un po' di misso tutto, no? La categoria misso tutto, c'è un bel proverbio in Veneto che non ve lo voglio dire sul misso tutto, che spiegava come bisognava fare, no? Forse non ve lo ricordate. Io uscii pubblicamente e dissi, bene, siccome sono commissario e ho la possibilità di nominare soggetti attuatori, primo che apre bocca lo nomino soggetto attuatore. Spariti tutti, perché bisognava firmare, bisognava andare alla Corte dei Conti. E quindi io dico che io non sono assolutamente, come si dice, scandalizzato se qualcuno dice che c'è lockdown o non c'è lockdown, ma dietro non ci vedo giustificazioni e argomentazioni che siano utili per noi cittadini di capire da dove nascono queste cose. Quindi per me questo è un brutto incidente di percorso, un pessimo incidente di percorso, e il cambio di passo da sé dato rispetto al timing e anche al fatto che ci vuole una voce unica. Scusatemi, ma non cioè, come se qui noi come sanità parlassimo in 10, cioè finisce che i cittadini dicono, ma c'è il Covid, c'è o non c'è? Ma chiudete o aprite? Ma cioè, capite che un minimo di regia ci vuole, cioè, ci vediamo insomma che voi considerate che a questo punto, giunti a questo punto, ormai abbiamo degli interlocutori scientifici che riteniamo più attendibili rispetto alle ricadute che possono avere sulle scelte governative. Cioè, se Mario Rossi dice una roba è più probabile che accada di quella che dice il ministro o viceversa, cioè, capite che così non può funzionare. Prego. Marchiori, Media Nord-Est. Sì, buongiorno Presidente. Mi scusi, secondo lei si è data una risposta sul fatto che questa disposizione sia arrivata così tardi, cioè 4 ore prima? Non lo so dire. Buongiorno, guarda, non te lo so dire. A me spiace perché i nostri operatori veramente hanno investito per aprire. E ripeto, se posso sottolinearvi, aprire per dare un senso di responsabilità, perché non fanno bilancio con queste aperture. Cioè, per loro è diseconomico poi, però così saranno doppio danno anche la beffa. Cioè, no. E invece su questa proposta di un altro lockdown, lei cosa ne pensa? Io non sono in grado di pensare perché non ho capito quali siano i presupposti. Del resto sto sentendo parlare di lockdown da giugno. Vi sfido a dirmi che non è vero. Ho sentito parlare di chiudere le spiagge, ho sentito parlare, ad esempio, chiudiamo le spiagge perché si diffonde il virus. Noi quest'estate abbiamo sequenziato il virus
ed è un virus che non c'è più. Cioè il virus estivo, la mutazione estiva non c'è più, ha esordito d'estate e si è spenta d'estate. Non avevamo le mutazioni che ci sono oggi. Io non sono un esperto, però è pur vero che mi sembra di capire che la comunicazione sta prendendo una piega che tanto, male che vada, nessuno si ricorda che tu l'hai detto, bene che vada fai un figurone. La storia del lockdown ormai abbiamo capito che funziona così. Ecco Presidente, ovviamente abbiamo parlato di tutti gli operatori delle piste da sci, la situazione che lei ha elencato poco fa. C'è un'altra categoria che sta attraversando un momento di grossissima crisi, sono i ristoratori. Noi, come penso anche tanti colleghi, riceviamo veramente numerose segnalazioni di ristoratori che sono alla canna del gas perché c'è gente che non riesce a lavorare a pranzo, hanno bisogno di riaprire la sera. Ho addirittura il caso di un ristoratore che ha chiesto al comune di ampliare il plateatico e gli è stato risposto di no, quando in realtà ci sono i presupposti, quindi anche i comuni in questo caso dovrebbero allentare un po' la presa. Ma guarda, non entro nel caso specifico perché non lo conosco. Certo, no, non rientriamo nel caso specifico. Però a me non risulta che i comuni non siano a fianco ai cittadini. Se questo è un caso specifico probabilmente ha un'amministrazione comunale che non capisce, però ripeto, in generale vedo sindaci che stanno facendo il diavolo a quattro per dare una mano agli operatori, non mi sento di mettere in croce i sindaci, non è facile. Poi sapete anche rispetto al lockdown, cioè io vorrei dire una roba, ve lo dico da amministratore, cioè se autorevoli scienziati parlano sempre di lockdown, finisce in un paese come questo dove tu devi sempre avere le carte in ordine, che finisce che poi qualcuno lo dovrà fare, perché se non lo fai succede qualcosa, ti ritrovi la procura poi davanti alla porta dell'ufficio. Per questo dico che c'è una responsabilità che non è irrilevante quando si apre la bocca. Mi sono spiegato? Vi ricordate la famosa storia della zona rossa della zona gialla del Veneto? E perché dovete fare la zona rossa? E perché se muoiono è perché colpa hanno fatto la zona rossa? Io dicevo sempre, la comunità scientifica, ed è esattamente il faro, il pesce pilota, no? C'è il nostro punto di riferimento. Però capite, se tutti i giorni c'è qualche scienziato autorevole che dice che ci vuole il lockdown, finirà che in via di autotutela qualcuno farà il lockdown. Magari ci sta e ci vuole, non ve lo so dire, ma magari non ci stava e non serviva. Questo sto dicendo. Solo un'ultima domanda. Sono sempre di più i casi di persone che hanno contratto il Covid, sono trascorsi i famosi 21 giorni, non si sono negativizzate, eppure i datori di lavoro non le fanno rientrare perché il medico non fa un certificato, ovviamente perché risulta ancora positivo, il datore di lavoro non si sente di far rientrare il dipendente in azienda e quindi ci sono casi in cui li mettono in cassa integrazione, eccetera. C'è una soluzione a questo problema oppure no? Ora, questo è un tema reale ed è di diagnostica, nel senso che bisogna intanto capire quel molecolare di chiusura, quarantena, quante amplificazioni ha, cioè la diagnosi ci dice quante amplificazioni ha avuto nella PCR, quindi sappiamo se ha carica virale alta o se sono pezzi di virus, come si dice nel gergo. Però bisognerebbe vedere, ormai c'è un'indicazione che sopra un tot di amplificazioni si considera che è una negativizzazione, però interesseremo ancora i nostri tecnici su questa partita. È la seconda volta forse che ce la segnali questa. Sì, non io, qualche mio collega, però ci stanno arrivando molte richieste, da più di qualcuno. So che stava facendo anche una verifica anche proprio da un punto di vista con l'INAIL e quant'altro, insomma, quindi verifichiamo. Magari la sollecitiamo, sì, grazie. Va bene, grazie. Prego. La Cava Radio Wellness. Marco Lacava, Radio Wellness, buongiorno Presidente. Ha accennato prima alla pericolosità della variante inglese e nel Lazio si sta pensando di inserire una doppia mascherina nelle scuole appunto per contrastare questa
questa diffusione, si parla di circa 7.000 casi. Visto che ha detto 17-18% di incidenza della variante inglese, visto che non è così bassa, lei crede che sia una strada percorribile anche in Veneto? Ma noi seguiamo tutte le indicazioni della comunità scientifica, noi abbiamo un comitato tecnico scientifico e abbiamo poi il servizio della prevenzione che segue tutte queste partite. Queste non sono scelte politiche, sono scelte scientifiche. Cioè noi non facciamo quello che ci dicono, non possiamo decidere noi che farmaco somministrare o che prevenzione fare, cioè questo dipende dalle linee guida, da quello che ci dicono. Sempre per il solito discorso. Poi magari dai 2 mascherine ti dicono che non è... Sabato c'è stato lo screening in piazza, se ha qualche risultato? Sì, è andato bene, su 152 abbiamo fatto il primo screening, grazie al professor Baldo dell'Università di Padova, il primo screening fatto degli spritz su 152 ragazzi, o 158 era. Un positivo, ma fra l'altro in fase di verifica, perché utilizzando strumenti sensibilissimi, penso abbiano voluto fare anche un molecolare, perché hanno utilizzato i test di terza generazione, quelli con l'intelligenza artificiale, per cui sapete che quelli ogni tanto sono più realisti del re, ma per i falsi positivi non è quello il problema. E quindi hanno detto che tentavano anche un molecolare, però capite che 1 su 152 vi dà già l'incidenza, che è bassissima. Tutti over 18. Prossimo weekend saremo, se non ho capito male, Verona e Treviso. Grazie. Prego. Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, poi Proiettili a 7 e poi Moscati. Buongiorno a tutti. Presidente, come sta andando lo screening delle scuole e visto che scade la sua ordinanza a breve, che indicazioni se già può darle oggi? Sì, guardate, lo screening della scuola sta partendo, nel senso che voi sapete che abbiamo queste scuole, definiamole sentinella, no? Dove si fanno tamponi di screening agli studenti per monitorare il livello di circolazione del virus. In più vi ricordo che nelle terze medie, in alcune terze medie, si inizia anche con dei tutorial in presenza per l'uso del tampone fai da te, del tampone in autosomministrazione, ovviamente con tutor, per preparare una comunità che sarà inevitabile che prima o poi si troverà ad avere un test fai da te da utilizzare, perché poi questa sarà la fine, anche se vedo che gli scienziati non amano ste robe. E detto questo, per quanto riguarda la scuola, confermiamo che ho visto oggi la bozza di lettera e il nostro intendimento è quello di sostenere l'apertura della scuola fino al 5 marzo al 50%. Quindi proseguire al 50%, perché visto anche le dichiarazioni che si stanno facendo, gli annunci di lockdown, quant'altro, pur avendo il Veneto oggi una situazione di assoluta tranquillità, però è prudenziale essere prudenti. Quindi il 50% fino alla scadenza del DPCM che scade il 5 marzo. Noi abbiamo già siamo alla terza settimana di apertura, come ricordate, e quindi faremo le altre 3 fino al 5 marzo. Una precisazione su quanto dichiarato poco fa, e cioè che la variante inglese ha colpito forte a dicembre qui da noi in Veneto. È confermato e supportato dai dati e quindi che conseguenze può avere tutto questo? Per esempio, intendo dire, l'Umbria adesso sta salendo, il centro Italia sta salendo, evidentemente è lì che adesso la variante inglese si sta diffondendo, qui invece che prospettive abbiamo? Ma guardate, allora nessuno ha la sfera della verità in mano e ci vuole anche umiltà nel valutare i processi. Noi sappiamo che abbiamo avuto un'infezione a novembre e dicembre che non è un'infezione canonica, cioè non ha avuto un andamento canonico che è quello classico dell'infezione da Covid. Abbiamo avuto un picco verso l'alto perpendicolare e una caduta altrettanto perpendicolare, avete visto i grafici, nessuna curva è così in giro per il mondo, o meglio, la nostra assomiglia di più a quella inglese se volete, no? Abbiamo scoperto di aver avuto la variante inglese e questo è uno degli elementi.
abbiamo capito che ci possono essere anche altri elementi, abbiamo queste 8 varianti. È pur vero che la situazione oggi è capovolta. Le comunità che andavano bene a dicembre in giro per l'Italia oggi vanno male, le comunità che andavano male oggi vanno bene. Il Veneto in questo contesto è sicuramente quella messa meglio, nel senso che ad oggi, domani potrebbe essere che il cambio di scenario è repentino, ad oggi noi abbiamo avuto un calo, siamo passati da 3.400 pazienti ricoverati ai poco più di 1.500 di oggi, quindi calcolate che in 40 giorni abbiamo 1.800 posti letto liberati e siamo passati da 401 ricoverati in terapia intensiva positivi, picco di positivi in terapia intensiva, ad oggi sotto i 100. Quanti saranno oggi? Se Rosi ha mandato il grafico c'è. Ieri erano 101 per dire. Quindi questo è il vero dato. Io non so quale sia l'evoluzione. Io sono convinto di una cosa, però magari sarà una sensazione punto e basta, magari anche sbagliata. Però noi abbiamo avuto una tale forza di contagio a novembre e dicembre, per cui penso che il nostro dazio comunque in gran parte l'abbiamo già pagato. 91 sono oggi in terapia, quindi si è passati da 401 a 91, meno di un quarto ne abbiamo. Allora, Chiara Proietti, giusto? Della 7, poi si prepara Moscati e poi Vanzan. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Piazza Pulita. Le volevo fare una domanda in merito ai vaccini, nel senso che la Regione Veneto il 3 febbraio scrive ad AIFA chiedendo di autorizzare la negoziazione di 4 milioni di dosi di vaccino e si scrive riguarderà solo vaccini già autorizzati da EMA. Confermo. Perfetto. L'accordo però tra l'Unione Europea e i Paesi membri parla abbastanza chiaro, nel senso che è assolutamente vietato negoziare i vaccini con aziende con cui l'Europa ha stretto ha dei vincoli e degli accordi. Quindi le chiedo quali sono le aziende con cui voi state negoziando, visto che tra l'altro AstraZeneca e Pfizer, sentiti da noi, respingono che stiano negoziando dosi di vaccino extra. Io posso dire questo, a parte il fatto che c'è un comunicato della scorsa settimana della Commissione Europea che dice che acquistare vaccini sul territorio europeo è possibile. Questo è un comunicato della portavoce della Commissione. Ma a parte questo, noi abbiamo, poi ne parlerà anche il dottor Flor che è molto più preparato di me, abbiamo delle offerte contrattuali tramite intermediari per vaccini ufficiali sul territorio europeo. Quindi parliamo di AstraZeneca, Pfizer e Moderna? Abbiamo già detto che noi parliamo solo di vaccini EMA, autorizzati EMA. Questi tre. Non stiamo parlando di Sputnik, di cinese o di altre robe. Quindi, no, per fare un po' di ma noi l'abbiamo sempre fatta questa chiarezza, l'abbiamo detto in tutte le occasioni. Tanto è vero che abbiamo scritto a AIFA, come lei ricorda, una lettera citando questi vaccini. Sono quindi queste tre gli autorizzati EMA, gli autorizzati EMA, perché se domani autorizzano un altro vaccino sarà autorizzato EMA e quindi andremo a chiedere. Sono questi tre, perché attualmente sono questi tre autorizzati, esatto. Poi l'Europa, ok, quindi sono questi tre. Okay. Diciamo l'ambito delle trattative è in questo ambito, quello degli autorizzati EMA. Ok. Non pensate che questo però ponga un problema, nel senso che diventa una guerra tra regioni, cioè pensare che i veneti abbiano le dosi di vaccino e la regione a fianco no, non pone un problema anche, voglio dire, ma lei allora in parte ha ragione, nel senso che noi mettiamo a disposizione i contatti che abbiamo avuto e che ci hanno cercato, non li abbiamo cercati noi, dove parlano di dosi da 12 milioni uno, 15 milioni l'altro. Penso che valgano la trattativa per un paese, non per una regione. Ecco, allora, se è una colpa anche interessarsi di procurare vaccini su canali ufficiali, certificati, e abbiamo messo a disposizione le nostre carte affinché, lo dirà oggi il dottor Flor, abbiamo prima scritto in tempi non sospetti ad AIFA, AIFA ci ha risposto che è bene che parliamo al commissario, scriveremo al commissario e già la lettera è già pronta, più trasparenti di così cosa dobbiamo fare? Sì, però c'è anche poi un problema di costi, perché se vengono poi pagati... Ma questa è una fantasia che diffondete voi, perché noi abbiamo sempre detto che i costi sono uguali o inferiori a quelli di negoziazione. Se aveste seguito tutte le conferenze stampa, invece di intervistare quelli che parlano
che vi vengono a dire che noi strapaghiamo i vaccini, non mi avrebbe neanche fatto questa domanda. Voi comunque avete incontrato dei mediatori, quindi? Il dottor Flora ha incontrato, io non ho mai incontrato nessuno. Il direttore ha incontrato dei mediatori, perché qua si pone il problema anche dei mediatori, no? Visto che è successo in Umbria. Ma guardate che le aziende, noi investiamo circa 1 miliardo di euro in farmaci all'anno, non tutte le aziende vendono direttamente. Se avessimo dovuto trovare i fornitori produttori, staremmo ancora girovagando per il mondo a cercare respiratori, mascherine, dispositivi vari, farmaci. Cioè il Covid, noi abbiamo avuto un sacco di intermediari. Però per evitare, diciamo, possibili anche truffe, sarebbe il caso probabilmente di rendere noti chi sono questi intermediari, in modo tale che... Ma gli intermediari non sono robe losche. Arcuri avrà i nomi, i cognomi, avrà tutta la disponibilità del caso e noi non abbiamo nulla da nascondere. Tanto è vero che abbiamo scritto ad AIFA. A me spiace che voi diffondiate questa narrazione che si va al mercato nero. Stiamo parlando, fra l'altro possiamo confermare, Flor mi correggerà, che forse 1 o 2 sono addirittura fornitori della regione. Abbiamo comprato ventilatori? Abbiamo comprato ventilatori, ad esempio. Cioè non stiamo parlando di mestieranti che vengono qui e si sono inventati che hanno un garage pieno di vaccini. Ma sai perché ve lo dico? Perché io trovo corretto che assolutamente ognuno dà l'informazione che vuole, ma è talmente delicata sta roba che a noi spiace di essere dipinti come quelli che vanno a trattare il mercato nero, che tra un pacco di sigarette di contrabbando portano via anche uno scatolone di vaccini, perché non è così. Tanto è vero che è stata fatta una scrematura, perché se noi avessimo dovuto seguire tutti quelli che sono venuti qui a suonare e offrire vaccini, ripeto, noi, vi sfido di trovarne uno, noi non abbiamo mai cercato nessuno. Bene che voi vi occupiate del Veneto, ma vedrete che mentre voi perdete tempo col Veneto, qualcun altro a sorpresa vi farà vedere il camion sul piazzale in qualche altra regione. Ve lo garantisco io, perché parlo con i miei colleghi. E quindi noi facciamo anche da distrazione in questa fase, no? No, ma è che è un problema a livello nazionale ed europeo, no? È un problema mondiale. Però ci sono ritardi nei vaccini, se poi viene fuori che invece si possono negoziare e comprare e possono arrivare in Veneto dopodomani, è un Ma scusi, problema. ma è colpa mia? Se la Germania compra vaccini o l'Ungheria compra vaccini, è colpa mia? Cioè io nel mio oggetto sociale ci ho scritto che devo occuparmi della salute dei veneti. Lei nel suo oggetto sociale c'ha scritto da portare a casa il servizio per Piazza Pulita, o no? O lo dà la RAI? Beh, mi dà ragione. Tanto non la manda in onda sta roba. Perché dici? Siamo sicuri. Avete altri veneti? L'ultima parte. Crisani tra l'altro ha detto che è assolutamente immorale comprare vaccini fuori dagli accordi europei, questo si riferiva? No, è una domanda? Sì. Ho letto anch'io. Non è immorale secondo lei? In che senso? Non è immorale, dico. Dovreste chiederlo a Crisanti perché è immorale. Perché si pone il problema tra regioni che le dicevo prima, no? Diventa un po' una guerra. Allora siamo stati immorali anche con i respiratori. Siamo stati immorali anche a acquistare la macchina per far tamponi per Crisanti. Pensa, eravamo gli unici che sono riusciti a comprarsela. Ma pensa che immorali. Adesso che penso, abbiamo comprato una macchina per il professor Crisanti quando tutti non riuscivano a farsi i tamponi in casa e noi ce li avevamo. Mi sa che andrò a confessarmi. Comunque l'ultima cosa, aspettate, questi contratti vi stanno arrivando, vi arriveranno a giorni. Ci sono già arrivati. Sono già arrivati. Se voi ci chiamate tutti i giorni, evitate di dire robe che non sono vere. Questi contratti possono essere... A voi no. A noi no. Vabbè. No, a voi giornalisti no, scusi, no, non a voi giornalisti no, perché sono contratti che hanno un vincolo di riservatezza, ma assolutamente il governo ce li ha quando vuole. Quindi voi state aspettando l'ok dal commissario? Noi stiamo, guarda, adesso seriamente, e mi scuso anche se faccio qualche battuta, però a volte a vedere cosa pubblicate dico perché non chiamano che magari gli spieghiamo com'è la vera versione. Allora, seriamente. Noi le faccio una sintesi così manda quello. Noi siamo stati contattati, non abbiamo mai cercato nessuno. Il dottor Flora ha scremato tutti quelli che comunque forse erano trascinabarattoli, c'è anche chi magari potrebbe tentare. Ha selezionato delle figure che peraltro alcuni sono anche fornitori nostri.
storicamente, che hanno portato la merce, è stata pagata, non c'è stato... Bene, selezionati questi, abbiamo chiesto che facciano un'offerta. Le offerte sono state fatte per iscritto, c'è un contratto arrivato che noi non abbiamo firmato. Nel frattempo in via prudenziale avevamo scritto ad AIFA, ancora prima che questi iniziassero a parlare, ho detto guarda che c'è questa possibilità. AIFA ci dice, ci ha risposto dopo 10 giorni, 15, non so quant'è, ci ha risposto dovete parlare con Arcuri. Il dottor Floro oggi scriverà a Arcuri, spiegherà che c'è un'azienda che ci propone 12 milioni di dosi, giusto? Ce n'è un'altra che ce ne propone 15 milioni di dosi, giusto? Ci dice che andremo a caricarli non nel sottoscala di Piazza Pulita o a casa mia, ma in azienda. Ci dice anche il prezzo, che non è una volta quello che una volta, cioè non è il 100% in più, il 50% in più, ma sono prezzi in linea con quelli che sono stati pagati fino ad ora. Punto. Volete metterci in croce? Eccoci qua. No, però quindi appunto le dosi ci sono e le aziende non sono trasparenti in questo momento. Questo lo dice lei? Dico, io non ho mai detto che le aziende non sono trasparenti. E Pfizer hanno detto che non stavano... Questo lo dice lei? Io non ho detto che le aziende non sono trasparenti. Lo ha detto lei. Giusto? Dicendo AstraZeneca e Pfizer hanno detto che non stavano negoziando... Ma secondo me hanno detto la verità. Forse dovevate fare un'altra domanda. Se vendono solo gli Stati membri, ad esempio. Ma scusi, ma lei come me lo spiega che Israele ha già vaccinato tutti? Come mi spiega che la Gran Bretagna non si lamenta mai perché non ha vaccini? Come mi spiega gli stanziamenti della Germania che dice di essere in procinto o si è approvvigionata, parlano di 30 milioni di dosi, non si è ben capito, o i nuovi stanziamenti? Io non me lo spiego. Però è anche vero che il mondo è più grande dell'Europa, no? Quindi tutti comprano vaccini. Probabilmente, senza far colpe a nessuno, ci saranno dei canali per cui le produzioni non avranno solo vendite dirette, ci saranno anche degli intermediari che compreranno lotti e adesso si ritrovano dei lotti in magazzino e il magazzino magari è direttamente la fabbrica che li produce, che fa magazzino. Non glielo so dire, ma io non mi sento di incolpare le aziende produttrici e noi non stiamo trattando con le aziende produttrici. Allora dovreste chiedere se vendono solo gli Stati membri o se stanno vendendo ad altri. Se invece andate a chiedere voi state vendendo alla Regione Veneto, vi dicono di no, perché non facciamo parte della categoria. State comprando da altri stati? No, ho detto questo. E se fosse stata attenta all'inizio ho detto in Europa. Stiamo parlando di mercato europeo. Possiamo proseguire? Grazie. Prego. Vanzan. No, scusa, Moscati. no. Prego, scusami. Moscati. No, intervieni se è sui... Scusa, Moscati, sì. No, ma scusami. No, nel senso che a questo punto sono io che non capisco più, però, scusi Presidente, cioè nel senso che se sì, perché Europa, fuori Europa, cioè i canali attraverso cui state negoziando voi sono europei, ma all'interno dell'Unione Europea, perché la Romania è in Europa ma non è nell'Unione Europea, per capirci. No, la Romania è in Unione Europea. È nell'Unione Europea, sì, allora è una... Se la dicevo io era una cazzata per i social. No, ma anche se le dico io. È dentro Schengen. Lasciate perdere Schengen, la Romania è in Europa, che adesso non facciamo anche gli esperti, non c'entra niente Schengen con l'Europa. Prendiamo la Turchia, così siamo tranquilli, prendiamo la Turchia. Se Schengen è una roba, essere in Europa è un'altra. Sì, è un di più. Allora, dopo lascio la parola al dottor Floro. Sì. Gli interlocutori, cioè, possiamo spingerci un po' più in là. Allora, le due proposte che ha sono europee, sul mercato europeo, giusto? C'è poi una variazione extra UE politica, ma UE geografica, che è Gran Bretagna. E poi ce n'è una che non valutiamo neanche, che dà in giro per il mondo, che non ci interessa. Ok, no, perché questo spiegherebbe, credo, a beneficio di tutti, come sia possibile questa querela che giustamente sottolineava la collega, cioè AstraZeneca e Pfizer, se ho capito bene, hanno un accordo con l'Unione Europea per uno stock di lotte, ok?
e l'acquisto extra non può andare a intaccare quegli stock che sono oggetto del contratto tra l'UE e le ma è un magazzino che hanno venduto. Ed è una storia a sé. Dopodiché le stesse case farmaceutiche hanno degli altri canali di vendita attraverso i quali si può... Scusate, io non so cosa hanno. Io parto da un presupposto che li producono loro. No, per cui... sì, parto da un presupposto semplicissimo. C'è un'azienda che è un'industria farmaceutica che produce i flaconcini. Avrà dei contratti con l'Europa e allora deve far fede a quello che si è impegnato di dare all'Europa. Immagino che poi non chiuda la fabbrica la sera quando ha finito l'Europa, perché avrà gli Stati Uniti, avrà l'America Latina, avrà l'Asia, avrà gli Emirati Arabi, avrà ad esempio lo Stato di Israele che ha già vaccinato. Quindi immagino che abbia un purpurì, un portafoglio di clienti pauroso. Domanda che faccio io, così sfattiamo sta roba: sarà pur possibile che uno di questi clienti si sia approvvigionato delle dosi e le metta sul mercato? Punto di domanda. Quindi? No, uno dei clienti, ma guardate che Pfizer, per fare l'esempio di Pfizer, piuttosto ne citiamo uno, Pinco Pallino, produce per istituzioni, produce per intermediari, produce, pensate, uno dei più grandi gruppi di acquisto, non se ne parla mai, di farmaci, è un gruppo d'acquisto costituito dalle farmacie. Sono uno dei più potenti gruppi di acquisto di farmaci. Quindi sono forse i primi clienti di un'industria farmaceutica. E io che so da che canale sono stati comprati questi vaccini. Però guardate, a me basta che sia chiaro che noi abbiamo detto fin dal primo giorno: qua ci sono le carte, vi prendete la briga di valutarle e vi prendete la briga di dir di no. Perché poi resterà nella storia che avete detto di no a 12 milioni e 15 milioni di dosi ufficiali. Se sono tarocchi lo dite. Zaia e Flor non hanno capito nulla, stanno trattando con della gente tarocca. Credo che all'origine di tutta questa querela ci sia il fatto che nell'opinione pubblica, questa è l'idea che mi ero fatto io, c'era la convinzione che se le tre big pharma, diciamo AstraZeneca, Pfizer e Moderna, erano in grado di avere una produzione di 100, proprio per la fame che gli stati hanno di vaccini, quella produzione di 100 sarebbe stata intercettata dagli stati che vogliono vaccinare. Sono d'accordo con voi. Stiamo scoprendo che gli stati hanno intercettato il 50, il 60. Se d'accordo con voi, premettendo che io so di colleghi in Italia che stanno facendo gli stessi ragionamenti. La domanda che io faccio a voi: se voi aveste avuto la nostra responsabilità e avessero suonato il vostro campanello, avreste aperto la porta oppure no? Cioè, sembra che siamo delinquenti. Cioè, l'immoralità, ve l'ho detto prima, siamo andati a lo dico a te prima che mi chiedevi, siamo andati a comprare in piena crisi a marzo una macchina per fare tamponi che è diventata famosa in tutta Italia, e siamo riusciti noi a comprarcela e qualcun altro che si è rimasto lì a succhiarsi il dito perché non è riuscito. Cioè, così funziona. Quando abbiamo comprato un camion di respiratori dalla Svizzera, se non li compravamo noi, li comprava qualcun altro. Cioè, non è che i vaccini li buttano via, Con i tax futuro è che però bisogna andare in Europa e dire: guardate che ci sono altre dosi che non stanno arrivando. Sì, ma io ho 5 milioni di veneti e in questo momento ne ho 1600 ricoverati. Questi discorsi qua li potete far voi e quelli che intervistate che non hanno nessuna responsabilità. No, però riguarda l'Italia. Bene, ma infatti siamo d'accordo. Però noi abbiamo la responsabilità sulla salute dei veneti. Cioè, io non mi posso occupare delle robe degli altri. E giuridicamente rispondo anche se mi occupo male della salute dei veneti. Cioè, sembra diventato un problema fare il proprio dovere. Avete finito? Sì, no, scusa. Scusa, avevo invertito un attimo perché... Volevo... No, io volevo fare una domanda. Volevo dire, siccome è sul tema, chiudiamo il tema, poi ti passavo la parola. Questo. Presidente, quindi riassumendo, il dottor Flori scriverà ad Arcuri, certo, e aspetterà è già una pronta risposta, la lettera. E aspetterà una risposta. Se Arcuri dirà benissimo, il Veneto comprerà 12, 15 e quant'altro, per un totale di 27 milioni di dosi. Cosa se facciamo? 15 più 12 fa 27. Quante milioni di Guarda, dosi io, sai la mia speranza qual è? La speranza è di aver scoperto una via di fornitura nuova e che l'Italia possa giovare, perché se fosse vero che ci sono 12 più 15 fa 27 milioni di dosi, noi non siamo in grado di farle in un mese in Italia. Quindi avremo una copertura per un paio di mesi, 2 o 3 mesi, e riusciremo a dare aspettativa di vita a tante persone. Ma noi la portiamo in dote sta roba, ma io non so più in che lingua spiegarla, e l'abbiamo detto dal primo giorno. Anche per noi 12 milioni di dosi, cosa ce ne facciamo?
Cioè, siamo 5 milioni di veneti, A noi basterebbero 4 milioni di dosi. Tutti oppure, cioè, se vi hanno proposto 12 milioni significa che vi dovete comprare tutti e 12? C'è un lotto con questa disponibilità. Perfetto, quindi comprate 12 e poi li vi date spiega alle tutto altre dottor regioni? Flor. Vi spiega tutto dottor Flor. Ok. E anche i prezzi? Li ha visti lui. Allora andiamo. Moscati e poi Pittarello. Sì, io mi ero trattenuto perché aspettavo il dottor Flor, pensavo che di fare dopo le domande del caso. Comunque niente, ritorno invece a una cosa molto più terra terra, diciamo, perché ricollegandomi al problema che aveva posto la collega, ci sono persone che dal punto di vista devono fare i tamponi perché all'interno di un ambiente lavorativo c'è qualche positivo, viene richiesto, eccetera. Il caso di alcuni, soprattutto mi diceva di una persona che ha dei problemi a fare il tampone molecolare perché ha dei problemi del setto nasale. Adesso io non entro perché non sono in grado di... dopo averne fatto uno ha avuto dei problemi e insomma chiedeva, faceva questa ipotesi dei tamponi fai da te, se era possibile farlo in altro metodo o se c'era un'altra metodologia tipo in questi casi, non so, col prelievo del sangue o quello che... Se c'è qualche altra possibilità, perché dovrebbe fare 2 tamponi, uno all'inizio e uno dopo i famosi giorni, il motivo è il lavoro. E pur non essendo stata a contatto col positivo, pur non avendo nessuna... Deve confrontarsi col suo medico perché ci sarebbe, casomai potrebbe esserci salivare, ad esempio validato dalla facoltà dall'Università di Padova, che ne dà l'equivalenza con il molecolare, sempre del laboratorio. Benissimo. Questo è uno. Oppure fare il terza generazione, però non so a livello diagnostico poi come si vada a inquadrare, ma deve parlare con il suo medico di questo. Infatti la cosa che sosteneva era che invece di essere stata intercettata, chiamata dall'ASL normale, dal servizio sanitario, era stata la stessa azienda a imporle questo tampone. Non attraverso... Ma l'azienda cosa intende per azienda? Il datore di lavoro? Sì, il datore di lavoro. Un molecolare? Sì, perché dice, nonostante, siccome quando è stato fatto, diciamo, una ricerca dei contatti della collega, presumo il datore di lavoro ha richiesto a tutti questa... Però è difficile inquadrare il problema, perché comunque... C'è stato un positivo, quindi c'è un piano di sanità pubblica e dovevano fare sicuramente a livello diagnostico e molecolari, però non so, c'è difficile. Comunque deve rivolgersi al suo medico. Al suo medico. Sì, comunque ci sta ascoltando. Niente, mi riservo poi grazie per... Prego. Pittarello. Cosa toccava la Vanzana? Scusa, prima era sul fatto, scusa. Vanzana e Pittarello. Presidente, buongiorno. Ritornando sui danni agli operatori della montagna, lei che tipo di danni avrebbe in mente? Cioè sulle prenotazioni ricevute, le disdette, gli stagionali? Dipendesse da lei che tipo di... Non sono in grado di quantificare, ne ho parlato anche stamattina con gli operatori. Loro sono molto preoccupati perché considerate che loro erano assolutamente disponibili ad accettare ci fosse una forma di ristoro per i mancati proventi, quindi per i mancati incassi. Oggi c'è anche tutto questo tema della fase di preparazione che comunque pesa nelle aziende. L'azienda ormai allo stremo, perché questa è la verità, in grossa difficoltà. Però poi io lascio un pensiero a tutti gli stagionali, vi ripeto, guardate, gli stagionali non rientrano in nessun monitoraggio, ma ci sono e sono senza lavoro. La seconda domanda è tecnica, mi arriva dai colleghi della redazione di Venezia. C'è un problema di numeri nel veneziano con le persone attualmente positive. La domanda è: com'è possibile che il dato ufficiale di Azienda Zero sia di oltre 5.000 attualmente positivi nella provincia, quando il dato ufficiale di ULS 3, quindi Serenissima, Venezia Mestre, comunicato ai sindaci era ieri sera di 2.282 attualmente positivi nel proprio territorio di competenza, e quello di ULS 4, comunicato attraverso Facebook e nota ufficiale, era di 958. In pratica ci sono 2.000 positivi ufficiali in più. Sì, il dottor Flor dice che c'è un dato di provincia e un dato delle due aziende. Ma fanno somma?
E la somma non coincide? La provincia, quello che pubblichiamo è dato dalla provincia di Venezia. Lei ha parlato dell'ULSS 3 che ha parlato del 2002. Allora, la somma delle due ULSS dovrebbe dare la stessa somma del provinciale o no? Provincia, sì. E non coincide? Allora vuol dire che il dato Fate una è verifica? sporco? Sì, assolutamente. Cioè, ad esempio, questa è cosa dei tecnici, non vi so dire, ma facciamo una verifica. Grazie anzi per la segnalazione. Poi abbiamo invece, ho due domande sui vaccini, è stato il dottor Flor. Sì, Freddy, sì, anche perché giustamente il dottor Flor poi... Ok. Io passerei la parola al dottor Flor, che ha molte più robe. Ah, prego. Scusami. Poi chiudiamo. Tra l'altro una domanda di confine per lei, Presidente, il dottor Flor. Sì. Ha detto prima che la Regione Veneto investe 1 miliardo l'anno in farmaci. Questo un po' per capire un attimino se il dato è del 2020 e eventualmente la previsione anche di quest'anno, pensando anche ai 12 milioni, 15 milioni di spero comunque lì. Cioè, 12 milioni è impensabile, noi non ce ne facciamo nulla di 12 milioni. Però una previsione diciamo di aumento della spesa per l'anno, cioè, si può fare? Non lo so dire, guardate, noi col Covid abbiamo già speso oltre 400 milioni di euro. Cioè non ve lo so proprio dire. Ma sapete anche la storia della spesa, premesso che sarebbe immorale pagarle di più. Questo penso sia scontato, no? Però questo è un principio anche dei vasi comunicanti. Se i vaccini che si trovano oggi sul mercato, ipotizziamo che li troviamo, si riesce a comprarli agli stessi prezzi, cioè non è che abbiamo aumentato la spesa sanitaria nazionale, perché comunque qualcuno li doveva comprare e inoculare questi vaccini. Cioè, il principio dei vasi comunicanti, cioè, noi abbiamo solo una colpa, che come al solito siamo partiti per primi, no? E abbiamo fatto da apripista agli altri. Saremo gli unici che non li comprano e intanto gli altri vaccinano. E con questo direi che per il Presidente abbiamo concluso. Sì, passiamo a dare la parola al dottor Flor. Sì. Prego, dottore. Prego. Io farei una brevissima sintesi e poi lascerei alle domande perché molte cose sono state già presentate. E ci siamo lasciati venerdì con la richiesta inoltrata in AIFA e delle proposte che stavamo aspettando. Vorrei solo un semplicissimo passo indietro per ricordare a tutti. Noi siamo partiti a vaccinare il 31 dicembre. Fino al 20 gennaio abbiamo continuato a vaccinare casi nuovi. Dal 21 gennaio ci siamo accorti che dovevamo fare richiami, lo sapevamo da prima, ma avevamo vaccini solo per fare il richiamo. E quindi abbiamo visto che per 20 giorni di fatto non vaccinavamo più nessun nuovo caso. Per questo noi diciamo che abbiamo pochi vaccini. Perché se dopo 20 giorni noi dobbiamo fare solo i richiami, non abbiamo più un vaccino per fare casi nuovi, quando continuano a venire fuori categorie di persone, professionisti, fasce di età, particolari rischi, pazienti fragili da vaccinare e noi non abbiamo vaccini aggiuntivi, non ne abbiamo. Non è colpa di nessuno, è un dato di fatto. Allora in questo periodo, verso fine gennaio, cominciano ad arrivare più o meno precise informazioni di disponibilità di fornitura di vaccino. Sembra che ci siano vaccini disponibili sotto forma di mail, sotto forma di messaggi, messaggi mail fondamentalmente, no? Se vi interessa vaccino. Allora, prima di fare qualunque cosa, e voi lo sapete, noi il 3 febbraio abbiamo detto, ma noi possiamo occuparci di questa cosa? Perché credo che nel resoconto bisogna avere qualche punto fermo. Siamo in una fase in cui non riusciamo a vaccinare una persona in più che sia una, perché tutte le dosi ci servono per i richiami, ci arrivano proposte di fornitura di vaccini e noi la prima domanda che ci facciamo è, ma noi possiamo comprare vaccini?
E per questo non abbiamo fatto altro che quello che abbiamo reso pubblico. Abbiamo chiesto ad AIFA, ma noi possiamo no acquistare o importare, negoziare. Possiamo avviare un approfondimento, possiamo andare a vedere se è vero? Bene, abbiamo fatto domanda ad AIFA, a chi ci scriveva, qualcheduno era francamente ipotesi poco verificabile, qualcheduno più verificabile. Le situazioni che erano più verificabili noi abbiamo scritto e abbiamo detto: abbiamo visto che ci avete offerto la possibilità di avere vaccini, per favore ci dite se è vero, ci dite quanti vaccini avete, di che marca, in che tempi ce li potete fornire, quanto costano. Allora, questa è l'azione immorale che abbiamo fatto finora, perché più in là di qua non siamo andati. Questo grave comportamento immorale è, nella situazione di disponibilità di vaccini in cui ci trovavamo, a chi ci ha scritto abbiamo chiesto: fammi vedere che cos'hai. È vero che tu hai vaccini? Vorrei sapere qualcosa di più. Faccio presente che 2 di questi interlocutori sono interlocutori da cui abbiamo comperato dispositivi di protezione, vedi mascherine, quando non ce n'era. Quando in primavera non si trovavano mascherine, non si trovavano ventilatori, 2 di queste persone, che sono 2 di questi entità, chiamateli come volete, sono persone da cui abbiamo acquistato in precedenza materiale. E abbiamo chiesto: diteci se è vero. Allora, noi da venerdì ad oggi cos'è che abbiamo in più? Abbiamo AIFA che ci dice: riconosciamo la carenza di vaccino, quindi di fatto ricorre il presupposto, ma stante la normativa intervenuta e di livello europeo e di livello nazionale, riteniamo che la valutazione di quanto tu ci hai chiesto, che è l'autorizzazione a negoziare, vada indirizzata alla struttura commissariale del governo. Punto 1. Punto 2. Ci sono arrivate 2 proposte dalle persone a cui abbiamo scritto. Una ci dice che ha 15 milioni di vaccini disponibili, una ci dice che ha 12 milioni di vaccini disponibili. Ci pone le condizioni di prezzo, di tempo, di modalità di consegna, di modalità di verifica, ma noi non possiamo andare avanti da qui di 1 millimetro, perché si tratterebbe di negoziare. Noi finora abbiamo sondato, siamo andati a vedere, ma è vero? Da oggi noi non possiamo più andare avanti di 1 millimetro, perché abbiamo chiesto ad AIFA ci ha indirizzato la struttura commissariale del governo e noi scriveremo alla struttura commissariale del governo dicendo a che punto siamo, semplicemente. L'abbiamo detto dal primo giorno. E informandolo di cosa abbiamo trovato. Comportamento gravemente immorale. E sappiate che io sono orgoglioso di avere un comportamento così immorale, perché l'alternativa è non fare nulla. Noi abbiamo una grande colpa, lo dico io, abbiamo reso pubblico quello che stiamo facendo. Non l'abbiamo tenuto nascosto a nessuno, perché da nascondere io non ho niente. E se rendere pubblico quello che stai facendo, nell'ambito del tuo lavoro, della tua attività, a favore della collettività, chi è che ha detto che è esclusivo per la regione o per chi altro? Che discorsi stiamo facendo? Ma quando compravamo i tamponi e quando compravamo le mascherine era esclusivo per il Veneto ed era un problema di moralità rispetto alle altre regioni? Ma di cosa stiamo parlando? Forse bisognerebbe che tutti avessero un po' più di serietà qua, tutti. Altrimenti ci possono essere anche confusioni che in questo momento non servono assolutamente. E forse se c'è anche uno sforzo per dare anche un po' di prospettiva e di fiducia, questo va comunicato, non tenuto sott'acqua o di nascosto.
Allora, vi ho detto, chi fa questa attività, chi avvia queste operazioni di confronto, si impegna anche a mantenere riservato quello che si fa. Ma trattandosi della struttura commissariale del governo, noi non abbiamo nulla da tenere riservato. Non possiamo mettere in giro tutto quello che è avvenuto, ma gli abbiamo detto la sostanza è questa. C'è un impegno reciproco ad una sorta di mantenimento di riservatezza di queste cose, ma noi il comunicato, la nota che faremo alla struttura commissariale del governo non avrà né omissis né punti di domanda né cose che non vengono comunicate, e siamo a completa disposizione di chi ci vuol chiedere qualcosa, così come ci eravamo dichiarati a completa disposizione quando abbiamo informato AIFA. Ecco, non chiedetemi poi dettagli, perché vi ho detto, io ricevendo questa nota sulla quale io non posso fare nulla, mi impegno anche ad un patto di riservatezza. Bene, Avanzan e Bonet per ora. Dottor Flor, lei che aspettative ha dal commissario Arcuri? Cioè, che cosa si aspetta? Che le dica bene, proceda, o teme che ci possa essere una chiusura? Noi daremo tutte le informazioni, tutto il dettaglio, magari ci sarà occasione di approfondire, di verificare che cosa è possibile fare. Mi aspetto che perlomeno questo approfondimento possa esserci. Nel caso in cui la risposta fosse positiva, il Veneto sarebbe pronto a comprare questo primo lotto, che mi diceva sarebbe un po' tanto, cioè 12 milioni, noi abbiamo 5 milioni di abitanti, sono 12 milioni di dosi, ben che vada ne avremmo 2 in più. Le mettereste eventualmente a disposizione dello Stato centrale, di altre regioni? Cosa fareste? Ma guarda, nel momento in cui ci siamo rivolti prima di partire ad AIFA ed ora alla struttura commissariale, io do per scontato che il nostro è uno sforzo di approfondimento, ma di collaborazione. Non è uno sforzo di separatista o di chiamiamoci fuori. Non abbiamo mai rinunciato a nessuna collaborazione, né nella cura dei malati né nelle occasioni in cui qualche regione ci ha chiesto di poter avere temporaneamente qualcosa che noi avevamo a disposizione, l'abbiamo sempre fatto. Le mascherine, abbiamo prestato le mascherine noi. Le siringhe? Sì, e anche i respiratori e anche le siringhe, vergognoso. Vergognoso, Presidente. Ma che si continui a parlare di azioni che sono scorrette quando tutti noi durante la prima fase correvamo veramente i 100 metri piani a velocità della luce per riuscire a accaparrarci un camion di mascherine piuttosto che respiratori. Noi abbiamo comprato un camion di respiratori in Svizzera, ma poi tutto questo materiale con la mutualità che c'è sempre stata, le regioni che hanno chiesto prestiti li abbiamo sempre dati. Abbiamo prestato siringhe, abbiamo prestato mascherine, di tutto. Ma questo è normale tra di noi. Per cui inscenare questa storia dell'immoralità, della sperequazione tra regioni, è un retaggio culturale, basta, perché che ce lo chieda un campano, ce lo chieda un valdostano, però è la stessa roba. Presidente, forse non si conoscono i rapporti che ci sono tra regioni? Ma certo. Noi con i nostri colleghi ci parliamo tutti i giorni, cosa credete? Adesso parliamo seriamente, ho detto, un po' più di serietà da parte di tutti. Dottor Flora, oggi doveva iniziare, immagino sia iniziata in tutto il Veneto, la campagna vaccinale per la classe 1941. Ha dati al riguardo? No, cioè se si sono presentati, se ci sono state defezioni, se le 6/7 dosi che vengono estratte da ogni flaconcino sono state tutte utilizzate? Che dati avete? Guarda, io ci vediamo con tutte le aziende alle 14 per fare il punto della giornata, però non ho segnalazioni di nessun disservizio ad oggi. Insomma, noi l'unica cosa che abbiamo è un numero di richieste di vaccini
superiore ai vaccini che abbiamo a disposizione. Continuiamo a parlare di tutte le cose, il vero problema, l'avete capito, è questo, ce ne facciamo una ragione, nel senso che sappiamo che i tempi per poter vaccinare le persone saranno un po' più lunghi, l'organizzazione è un'organizzazione che potrebbe consumare un numero di vaccini normalmente superiori, siamo in grado di erogare. Non abbiamo il freno a mano tirato, abbiamo tutti i medici di medicina generale che tuttora non stanno vaccinando perché non abbiamo vaccini da dare a loro per vaccinare. Scusi, ci può fare il repeat, il riepilogo delle dosi? Lei ce l'aveva fatto abbastanza recentemente, però sembrava dovessero non bastare, ma che ci fosse qualcosa di più. Avevano detto aumenteranno le forniture settimanali, si andrà più o meno a regime. Allo stato attuale quali sono i numeri dei vaccini forniti al Veneto? Beh, noi quello che abbiamo in aspettativa oggi sono poco meno di 200.000 tra Moderna e Pfizer e circa 100.000 Astra, fino a fine febbraio, prima settimana di marzo. Quindi queste sono le dosi che riusciremo a utilizzare. Vi ricordo sempre che quando parliamo di dosi bisogna dividere per 2 perché manteniamo la disponibilità per il richiamo. Ultima domanda per quanto mi riguarda, dottor Flora, da parte dei dentisti privati, quelli che hanno gli studi, continuano a chiedere com'è la situazione per quanto riguarda la loro posizione. Questi hanno a che fare con pazienti che aprono la bocca e quindi il rischio del contagio c'è. C'è un numero di telefono, una struttura, un indirizzo mail alla quale rivolgersi per sapere quando potremo farci il vaccino, ammesso che ci sia, che tempistica, perché alcuni studi professionali hanno avuto la vaccinazione, altri no. Come vi siete organizzati? Guardate, noi abbiamo detto che nella fase 1 e fase 2 riusciremo a chiudere con tutte queste categorie che racchiudono anche i farmacisti, racchiudono tutti i professionisti sanitari privati che non sono stati già contattati nella fase 1. Però vi ricordo, la fase 1, personale e ospiti RSA e personale del servizio sanitario, non l'abbiamo ancora chiusa. Non abbiamo finito la prima fase, ma non per cattiva volontà o perché non ce l'abbiamo fatta. È inutile che ripetere sempre sta cosa. Noi abbiamo ancora personale che lavora in qualche reparto ospedaliero che non è stato vaccinato o non ha avuto il richiamo. Abbiamo qualche ospite o qualche operatore di RSA che non ha avuto ancora il richiamo, perché stiamo ancora lavorando sulla prima fase e questi sono i vaccini che abbiamo. Vedo, se ad oggi abbiamo vaccinato 250-260.000, abbiamo consumato 260-270.000 dosi di vaccino, noi abbiamo fatto ci mancano 400.000 dosi di vaccino per fare la prima fase. Non c'è niente da fare. E quindi abbiamo ancora decine di migliaia di persone che aspettano un richiamo calendarizzato e che garantiremo. Il richiamo è calendarizzato e lo garantiremo. Ma abbiamo ancora tantissime persone che aspettano, qualcheduno la prima dose, qualcheduno la seconda dose. Bonet, Corriere del Veneto. Perché ho un sacco di sollecitazioni in questo senso. Allora, per cercare di capire questo, leggo la nota dell'UE. Questo portavoce della Commissione Salute Stefan de Kiersmacher, spero di pronunciare correttamente il nome, dice che le regioni sono libere di acquistare vaccini non coperti dalla strategia UE. Sta strategia UE io non capisco che cosa voglia dire, cioè vuol dire che noi non possiamo comprare vaccini che siano prodotti da AstraZeneca, Moderna e Pfizer in assoluto, cioè non possiamo comprare quelle marche, oppure non possiamo comprare i vaccini prodotti da quelle 3 marche, parte dello stock concordato, ma se sono fuori dallo stock lo possiamo fare? Mi chiarisce questo punto, grazie. No, io credo semplicemente che sia
che ognuna di queste singole industrie ha un contratto di fornitura con UE per un certo numero di dosi. Quelle non sono intaccabili. Venerdì io ho detto almeno 5 volte che oggi c'è una disponibilità di dosi di vaccino che probabilmente un mese fa non c'era. Quindi o questa aumentata disponibilità di vaccino la compra qualche Stato, la compra l'Unione Europea, oppure la può l'industria regolarmente mettere sul mercato se nessuno la compra e la produce. Penso. Scusa, c'è anche da aggiungere al supporto quello che diceva il dottor Flo. Sì, che la stessa Pfizer ha scritto al commissario. Alla fine dei fatti abbiamo 2 persone che continuano un po', sembra quasi un gioco a rialzo. Chi chiude un mese, chi chiude per sempre, cioè oggi Crisanti si è venuto fuori che bisognava cominciare a chiudere da giugno dello scorso anno. Sembra un po' quasi a chi la tira più grossa, per cui di scientifico che cosa c'è? Perché la domanda è, siccome oggi, anche adesso dice siamo ormai nei guai, dobbiamo fare come Codogno, cioè chiudere tutto eccetera eccetera, stanno dicendo, hanno bloccato appunto l'apertura delle piatesci e adesso scorge proprio, come diceva il Presidente, la domanda: che cosa sta succedendo per dire ciò? Cioè dove sono questi guai? Dice siamo nei guai, oggi la dichiarazione è siamo nei guai, ormai siamo nei guai e dobbiamo chiudere tutto immediatamente. Allora la nostra domanda è quella che chiedono tutti: ma che cosa è successo tra l'altro giorno e questa notte di così grave? Beh, magari ce lo renderanno pubblico quello che è successo di così grave, però il fatto di mantenere alta l'attenzione, questo è corretto e credo vada ribadito continuamente, che non dobbiamo abbassare la guardia. Noi abbiamo degli organismi scientifici a livello nazionale, a livello regionale. Io credo che gli scienziati dovrebbero parlare lì dentro o parlare con l'interlocutore scientifico, con l'interlocutore degli organismi scientifici che sono deputati a individuare le scelte da fare e a proporle agli organismi politici. E non ci si rivolge attraverso i media alla popolazione, ci si rivolge agli organismi scientifici che sono quelli deputati a indicare le scelte da fare. Poi posso permettermi di dire che c'è sempre stato qualcuno che canta fuori dal coro e ne prendiamo atto. Per noi fanno fede quello che stabiliscono il governo, quello che stabilisce la commissione tecnico-scientifica, quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità, che ha tutti i dati per poter prendere ogni decisione. L'allarmismo non porta a niente. Sì, ma mi scusi, se a un certo punto, solo una settimana fa, perché dobbiamo anche guardare in faccia la realtà, una settimana fa le stesse persone, cioè lo stesso comitato tecnico-scientifico ha dato parere favorevole, aprite le piste e qua e là, le scuole eccetera, ha dato parere favorevole. Dopo qualche giorno improvvisamente non si può. Che cosa è accaduto in questi 4 giorni? Glielo dico subito. In alcune regioni italiane l'andamento dell'epidemia non è come in Veneto. In Veneto c'è una quasi inspiegabile caduta dell'epidemia nel numero di malati, nel numero di positivi, nel numero di ricoverati. C'è un crollo dell'epidemia e non è facilmente spiegabile perché è accaduto. In alcune regioni italiane non c'è questo andamento, anzi c'è un andamento molto preoccupante. Quindi bisogna pensare che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha un osservatorio che è nazionale, non di singola regione, e se avverte che c'è un rischio di diffusione di malattia deve suggerire
attenzione alla mobilità tra regioni e attenzione ad ogni forma di attività che possa comportare assembramento. Io credo che questa sia una misura cautelare che magari noi facciamo fatica a capire in questo momento, magari un mese e mezzo fa l'avremmo capita molto di più, ma un mese e mezzo fa molte regioni non erano in una situazione delicata di epidemia che saliva, era un'epidemia statica. Noi oggi siamo un'epidemia in discesa e quindi ci sembra che non dovrebbe esserci questo. Poi guardate, le spiegazioni sarebbe meglio darle a ragion veduta e quindi dopo, perché oggi nessuno di noi è in grado di dire quale sarà la vera situazione fra 10 giorni. Ecco, e io la ringrazio perché adesso finalmente ci avviciniamo a qualcosa di più concreto. E è vero anche però che c'è sempre stato al lupo, insomma è stato gridato più volte questo lockdown, perché io mi ricordo che ai primi di gennaio Ricciardi aveva detto lo stesso, chiudiamo per un mese. Come diceva il Presidente, a dire chiudi non si sbaglia mai, perché mal che ti vada pareggi. Ecco, per cui a dire chiudi non sbagli mai, ma abbiamo alcune situazioni dove c'è stata la chiusura e l'epidemia sembra di averne risentito molto poco. Ci sono situazioni dove la chiusura non c'è stata, perché adesso noi possiamo chiamare che il nostro periodo di arancione è stata la chiusura, ma forse non riusciamo a ricordare la chiusura che abbiamo avuto a marzo e aprile. Eppure l'andamento dell'epidemia nella nostra regione è assolutamente, se avessimo chiuso tutto col lockdown come abbiamo fatto a marzo-aprile avremmo detto che è stato quello. Guardate che noi la chiusura è stata relativa. Ma infatti anche l'altro giorno ne aveva accennato anche il Presidente, mi pare il dottore Muzzi, adesso non mi ricordo chi fosse, che aveva detto che forse mascherine, distanziamento, igiene delle mani alla fine sono meglio che il lockdown. Remuzzi è questo. Remuzzi, sì, esatto, e l'aveva detto proprio l'altro giorno, l'ha ricordato anche il Presidente, per cui non si vedono voci, perché poi ovviamente in questo anche la stampa ha le sue colpe, perché chiaramente fa più dare spazio a chi urla o a chi dice cose un po' così scomposte, magari tira di più, insomma, cioè nel senso che dare spazio magari ad altre persone più ragionevoli o ponderate, non so, non si dà generalmente. Vorrei però chiudere, guardate che con l'epidemia non è che basta il buon senso, serve anche il rigore nel comportamento. Allora il lockdown duro obbliga al rigore nel comportamento. Se noi non siamo capaci di essere rigorosi nel comportamento, dobbiamo vedere che venga chiuso tutto per poterci comportare bene. Forse se ci comportiamo bene potremo anche magari chiudere meno rigorosamente. Marchiori, e poi mi pare che non abbiamo altre domande. Sì, grazie. no, volevo solamente riallacciarmi un attimo a quanto aveva detto il Presidente prima in merito alla lettera di Pfizer ad Arcuri di ulteriori dosi. Cioè, la mia domanda è questa. Se adesso parliamo delle 15.000 e le 12.000 dosi di cui abbiamo detto poco fa che sarebbero a disposizione, ma se ci sono queste dosi a disposizione, perché si sta muovendo il Veneto e non ci si sta muovendo a livello nazionale? A meno che non ci si stia muovendo e non lo sappiamo. Cioè, nel senso, voi siete al corrente di questo oppure no? Se a livello nazionale ci si sta muovendo per comprare queste dosi che sono a disposizione, evitando così di farlo al Veneto singolarmente, che si sta prendendo accuse su accuse. Sempre venerdì della settimana scorsa il punto di partenza è che noi siamo partiti perché il numero di dosi che abbiamo e che sappiamo di avere almeno per il prossimo mese è un numero di dosi assolutamente basso. Allora la prospettiva che abbiamo per il prossimo mese e mezzo è di avere un numero basso di dosi. Se ci viene comunicato che abbiamo un numero di dosi altamente che aumenta o molto alto, guardate che non abbiamo preso, ma no, nessun impegno
Non abbiamo neanche risposto alle proposte che abbiamo ricevuto. Cioè, ci terrei a precisare, non è che noi oggi siamo vincolati, noi abbiamo semplicemente a chi ci ha ventilato ipotesi chiesto fatemi vedere che cosa avete e a quali condizioni. Noi non siamo vincolati a nulla oggi, Quindi se arriva un quantitativo di maggiore di vaccini dal governo, ben venga, nessun problema, anzi. Sì, quello che volevo capire è, voi siete a conoscenza di eventuali trattative che... No, noi oggi non abbiamo una comunicazione di una maggiore disponibilità di vaccini per il prossimo mese. Sappiamo che riceveremo quel quantitativo settimanale dei 50.000 circa di Pfizer, a settimane alterne i 20.000 di Moderna e per il prossimo mese circa i 100.000 di Astra. Se va presto a capire, vi ho già detto, abbiamo 360.000 ultra ottantenni, ci servono 720.000 dosi. Secondo i calcoli che abbiamo fatto, questi noi li recupereremo per fine aprile. E quindi tutte quelle categorie di cui mi venite a portare le richieste legittime, noi dobbiamo avere l'onestà di dirlo. Noi fino a tutto aprile, con i quantitativi attuali, siamo impegnati sugli ultra ottantenni. Gli operatori sanitari, ti ho detto, quelli impegniamo a chiuderli. Chiudiamo con Proietti. No, volevo solo fare una puntualizzazione, no? Nel senso che questo non è un attacco al Veneto, ma da qui oggi esce fuori una notizia che secondo me è importante a livello italiano, no? Nel senso che al governo andrebbe detto i vaccini ci sono perché vengono da noi, dalle regioni, delle persone che ci propongono delle dosi, quindi siccome siamo in un paese, se non in un'Europa ostaggio della ripartenza perché non ci sono i vaccini, questo mi sembra il centro, no? Cioè le dosi ci sono. Ma se ce lo chiedevate, ve lo dicevamo anche una settimana fa, risparmiavate tempo e soldi. Bene. Ma avete visto che trasmissione avete fatto? C'è un'inquisitoria contro il Veneto. Io devo prendere atto di questo. No, ci avete dato degli immorali, o no? Fare chiarezza. Ma la chiarezza la fate verificando la fonte? Vi abbiamo mai chiuso la porta in faccia qui? No, ma abbiamo chiesto in faccia. È la prima volta che vi vediamo. No, le abbiamo chiesto interviste, Presidente. No, sui vaccini. Voi non ci avete chiesto nulla. Avete deciso che è immorale, che è sperequativo, che non si fanno ste robe perché è da bambini cattivi. La verità è che noi le cose che tu hai sentito oggi, i tuoi colleghi te le possono confermare essendo da 2 mesi. Ma non avevate reso noti chi erano i nomi delle aziende? Tutto quello che ho detto oggi i tuoi colleghi lo sanno da mesi. È da mesi, Chiara. Ma guarda, io non ce l'ho. Io penso che voi dobbiate essere messi nelle condizioni di far bene il vostro mestiere, ma se non ci chiamate, lascia perdere che io venga o non venga in trasmissione, ma una nota ve la facciamo sempre avere con le spiegazioni. Fate una festa senza l'invitato. Grazie. Festeggiato, scusa. Grazie.